Quando si guadagna su YouTube, molte persone hanno fatto video su YouTube dove raccontano la loro esperienza, diciamo, no? Ma niente è sicuro e niente è vero. Mettiamo caso che in un mese riusciamo a fare complessivamente 5 milioni di visualizzazioni. Qual è il nostro guadagno? Quant'è il nostro guadagno? Allora, su YouTube gira voce che si guadagna 1 euro ogni 1000 visualizzazioni. Ma questa è una stronzata, è una cazzata che si sono inventati, perché non è così, non è vero. Se su 5 milioni abbiamo monetizzato 1 milione di visualizzazioni, allora il nostro guadagno sarà di circa 1000 euro. Perché ogni 1000 visualizzazioni monetizzata è di 1 euro, 1,20 euro, 1,10 euro, 1 euro e 2 centesimi, 3 centesimi, più o meno è così la cosa. Però sulle visualizzazioni monetizzate e non sulle visualizzazioni complessive che abbiamo avuto. Quindi 5 milioni di visualizzazioni in un mese, però monetizzate ne sono 1 milione, allora sono circa 1000 euro, più o meno. Però questi 1000 euro non vanno tutto a noi, vanno pure a YouTube, perché YouTube pure si deve prendere la sua parte, quindi funziona così: il 45% va a YouTube e il 55% a noi. Quindi su 1 milione di visualizzazioni monetizzate il nostro guadagno è di 550 euro. Quindi è una stronzata di 1 euro ogni 1000 visualizzazioni, perché anche io faccio tante visualizzazioni in un mese, però se mi venissero pagate tutte quante 1 euro ogni 1000 sarei ricco sfondato. Invece non è così. E comunque, se ci fate caso, dietro c'è una ragazza che diciamo è la comparsa di questo video. Non so che sta facendo, però sta facendo questa cosa. Nessuno la dice su YouTube, non so perché, non lo so perché, non lo so perché nessuno la dice, ma io ve l'ho detto. Riassumendo, se facciamo un tot di visualizzazioni ogni mese, dobbiamo vedere quali sono le visualizzazioni monetizzate, non le visualizzazioni complessive, perché noi guadagniamo sulle visualizzazioni monetizzate. Perché può capitare che una persona guarda un nostro video e la pubblicità non gli esce davanti, no? Quindi automaticamente noi non guadagniamo, però va contato come visualizzazione. E invece c'è qualcun altro che si vede il video, esce la pubblicità e viene contata come visualizzazione monetizzata. Non so se mi sono spiegato. Caso mai cercate su Google. Queste sono le perle di un pirla, come dice quella pirla là. Per chi non lo sa, su YouTube si guadagna tramite le pubblicità, cioè no così a cazzo, tu ti vedi un video e quindi io guadagno. No, non è così. Grazie alle pubblicità che escono davanti al video, a fianco, sotto, sopra, in mezzo, tutto parte, tramite quelle si guadagna. Spero che comunque questa cosa vi sia servita per capire un po' sta cosa come funziona, perché nessuno l'ha spiegato, perché mi sono fatto un giro su YouTube e nessuno l'ha spiegato. E niente, se volete fare youtuber, prego, fate youtuber, ma ci vuole tanta costanza, tanta forza, tanta pazienza, tanta ci vuole tanta. Quindi ci vediamo nel prossimo video, fate buone cose e fate tante visualizzazioni monetizzate però. Ciao, aiuto!